CIA Veneto rilancia il sistema degli agriturismi facendo il punto su numeri, specificità, problematiche e prospettive del settore, chiedendo interventi immediati per quanto riguarda la legge in discussione in Regione Veneto, necessaria per dare opportunità alle 1500 strutture presenti sul territorio di rilanciare il settore. È ampia la domanda da parte dei consumatori nei confronti del mercato agrituristico veneto che, come dichiarato dalla Confederazione Italiana Agricoltori, la CIA, e da Turismo Verde, merita sostegno da parte delle istituzioni. Sono infatti circa 3 anni che CIA e Turismo Verde dialogano con le istituzioni regionali per quanto riguarda la modifica alla legislatura esistente sull'imprenditoria agrituristica. È una legge che noi attendiamo con fervore perché credo che oggi non averla faccia più male al sistema regionale che all'agriturismo stesso. Perché? Perché ci precludiamo la possibilità di intercettare tutta quell'offerta che oggi sta aumentando e che paradossalmente, se non trova collocazione all'interno del sistema regionale veneto, va nelle altre regioni limitrofe e quindi penalizza di fatto le nostre aziende agricole. E quindi l'obiettivo che ha CIA è oggi di valorizzare sempre più questa figura, questa attività, ricordo, connessa all'azienda agricola, che sempre più negli anni hanno riscontrato l'appeal di quelli che sono un certo tipo di turisti, soprattutto turisti dall'estero, che vengono proprio in Italia per trovare questo tipo di turismo. Innumerevoli vantaggi che il settore agrituristico offre al territorio, che permette alle aziende agricole di far conoscere i propri prodotti e anche quelli delle altre aziende del territorio. Inoltre permette anche di recuperare un patrimonio edilizio architettonico, quello del casolare rurale veneto, che andrebbe altrimenti perduto. Infatti gli immobili utilizzati per l'azienda agrituristica devono essere già esistenti e non più utili alle attività agricole, quindi si punta al recupero edilizio esistente. Gli agriturismi valorizzano di per sé gli immobili da recuperare, che altrimenti andrebbero distrutti, soprattutto recuperano una parte del territorio nelle aree marginali dove è difficile vivere solo di agricoltura, ma in generale danno un'offerta attraverso l'ospitalità che riesce a valorizzare i prodotti di un territorio, quindi anche le aziende agricole che sono nelle vicinanze, e valorizzano in contempo quindi le aziende di un territorio. Oltretutto l'agriturismo tende a sviluppare anche momenti di conoscenza e di legame con le offerte locali, quindi i musei rurali, le storie, la Grande Guerra, le trincee della Grande Guerra, insomma, sono tantissime, il lago, i fiumi, cioè la riscoperta di un territorio, quello veneto, che è vicino all'azienda agricola, che ne fa parte integerrima, diciamo, integrale dell'azienda agricola. L'agriturismo permette alle aziende agricole di mantenere una certa biodiversità agricola, fondamentale in uno scenario che volge sempre più alla monocultura. Anche l'attenzione alla sostenibilità è sempre più in aumento. Sono molti infatti gli agriturismi che scelgono di adottare soluzioni ecosostenibili. Noi per primi stiamo veramente avendo questa attenzione, perché la terra ce lo chiede se vogliamo avere delle ottime produzioni, l'ambiente ci chiede sempre queste risposte e noi prestiamo attenzione all'acqua, al consumo dell'acqua, ai detersivi, al tipo di coltivazioni, quindi anche alla biodiversità. Noi veramente siamo tutt'uno su questo campo. Quindi tu hai terra, hai il prodotto e poi hai la trasformazione del prodotto e il loro consumatore. Quando uno riesce ad apprezzare tutto questo, credo che sia la migliore ricompensa che noi possiamo avere. È dunque un tesoro da valorizzare quello del settore agrituristico, che permette al turista di vivere un'esperienza sensoriale a 360 gradi.